siccome l'alghe sono gnocchi di pesca, gli hanno venuti molti napolitani. I consumanguzellius hanno portato all'alghe la moda della mandolina, perché prima non mi aveva l'alghe di questa mandolina, l'hanno portata agli napolitani. E a che signor Giovanni Antoni, Bicchi Ruiu, Bicco vuol dire che teniva l'unasi sempre a vermelho perché si imbriagava, no? E allora, e che andava alla scuola erano tutte le mignonette della lì, perché tenevano i dinzi, finzi, le manze, le yongas, no? E andava molto bene a suonare la mandolina. E allora è la storia di ciò, di questa moda. També la mia vagliaia suonava la mandolina, perché era un Teccio Antonio Bicchirruio, un Teccio Antonio Bicchirruio a imparare la mandolina. Spero che anche io tutti. Giovanni Antonio Bicchirruio sa comprare un mandolino, ha pensato era che giova, tempo che sa di valtì, con un cale sana scecca, della salva dei maitì, ha che schnera, da spaltando l'uai. Ara che nasceu, è un uomo a distruzione, ha studiato anche libra, che sa Dio del magagliò, i vosaltros signorettas, sicuro un po' di distruzione, ha aperto un'accademia alla Torre di Asterò. Una donna guiandia si al mondo il comparì, Dio di trenta las scoras, i decreti dei diatti, con campota che gli sapi, e racamide così, si volve un matrimonio, che sa come mandolini. È uno strumento di moda, un microfono, è uno strumento di moda, non può dire toccare la idea. Dai, aspetta, non capiva. Dai, mandolina, dai. Una donna guiandia non vuol comparire, deve trida las scoras, i decreti degli addi, una volta che gli sapi, della capite così, si volve il matrimonio, che sa compre mandolini. Sì! È un strumento di moda, l'opposito dalla guerra, una donna ne raspetta, ne aspetta si note, poca volta che li falti, non sarà si lo bracè, basta che la quattro contas, murra allegri non carré, sì, poca volta che gli falti, non sarà si lo bracè, basta che ama quattro contas, murra allegri non carré.